E allora siamo a San Vendemiano, siamo all'interno del Palaghiaccio, che ormai si può definire Palaghiaccio, Assessore, no? Con Giada parliamo un attimo di questa apertura che c'è stata quest'oggi. Sì, allora venerdì si è aperta con l'apertura della mostra, l'inaugurazione della mostra di Verdarte sul giardino esterno del comune. C'è stata l'inaugurazione della mostra di quadri degli artisti Cesare Baldassin e Daniela Borsoi sulla sala mostre del comune di San Vendemiano. Come ha detto bene Giada prima, siamo partiti in questo fine settimana con la parte di cultura, abbiamo aperto queste mostre, ma San Vendemiano non è solo cultura, abbiamo questa pista di svago, ma soprattutto avremo degli eventi tutti i fine settimana, tutti i weekend. Per la prima volta poi portiamo anche il mercato a San Vendemiano, proviamo a portare il mercato con gli ambulanti di Via De Gasperi, quindi sarà una bella domenica 15 con un pianista, con un violinista in centropista che esalterà ancora di più questa manifestazione. È cominciata molto bene perché, se avete visto anche oggi, soprattutto nel secondo turno c'è stata molta gente, abbiamo fatto le fontane danzanti, quindi siamo veramente felici di portare avanti questa tradizione ormai da più di 15 anni a San Vendemiano, con l'impegno di tutti noi e di tanti volontari, che poi magari Natalino ci racconterà di quanta gente lavora comunque attorno a questa manifestazione. E allora, Natalino, vogliamo sapere quanta gente lavora intorno a questa manifestazione, come diceva qui. Allora, per fare questa manifestazione c'è bisogno di tanti volontari. Io non smetterò mai di ringraziare tutta la gente che lavora nel dietro le quinte, tutte le persone che danno una mano dentro le casette per allietare un po' queste serate. E ringrazio comunque anche l'amministrazione comunale che è al nostro fianco, è a fianco dell'associazione Sanvesport 2026 che organizza tutta questa manifestazione. Un grazie e ricordiamo buone feste a tutti dall'amministrazione e anche dal nostro sindaco Guido Dussin. Grazie a tutti, grazie a voi, perché ogni volta che io sto qua dentro almeno mi sembra di essere in montagna, quindi è bello così. Bene, grazie a tutti, buona serata.